We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it e soprattutto veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook e mi raccomando cliccate mi piace Chiacchiere e Caffè. Allora quest'oggi conosceremo un pochino meglio una realtà, quella delle cooperative sociali, e lo faremo grazie alla presenza in studio di Federsolidarietà Veneto, ovvero insieme al vicepresidente Federsolidarietà Veneto Fabrizio Panozzo. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Elisa. E poi Daniela Moro, consulente Irecop Veneto. Buongiorno anche a lei Daniela. Allora, innanzitutto io partirei proprio dalla base. Che cos'è una cooperativa sociale? Perché se ne parla tanto, magari uno crede di sapere cos'è e poi in realtà la storia è ben diversa. Prendo la parola io perché le donne devono iniziare. Mi sembra giusto. Qui siamo in maggioranza, quindi a te la parola Daniela. Allora, un'impresa cooperativa, iniziamo che cos'è una cooperativa. Una cooperativa è un'impresa proprietà dei soci, una proprietà collettiva. Nel particolare l'impresa cooperativa sociale ha l'obiettivo di produrre un'utilità sociale. In qualche modo deve essere misurato il valore di ciò che viene prodotto dalle cooperative sociali. In modo particolare esistono due grandi categorie di cooperative: ci sono le cooperative di tipo A, cosiddette, che erogano servizi sociosanitari, e le cooperative di tipo B, che si occupano dei processi di inserimento lavorativi di persone che hanno delle disabilità o comunque una debolezza sociale. Ecco, facciamo proprio qualche esempio concreto, proprio per capire bene cosa sono quelle di tipo A e quelle di tipo B, che poi tu mi parlavi di servizi sanitari tradizionali e invece poi speciali, quindi facciamo una bella distinzione con degli esempi. Facciamo degli esempi concreti delle cooperative che erogano servizi sociosanitari, le cosiddette cooperative di tipo A. Probabilmente i cittadini conoscono, perché queste in realtà sono molto diffuse nel territorio. Ad esempio sono quelle realtà che erogano servizi rivolti all'infanzia, per cui i cosiddetti asili nido spesso e volentieri sono gestiti e offrono delle prestazioni professionali a cura poi di educatori eccetera. Oppure abbiamo i centri dopo scuola per la fascia scolastica o i servizi per i minori che magari devono essere allontanati temporaneamente dalle famiglie, per cui ci sono le comunità alloggio per minori. Sempre salendo di età abbiamo altre tipologie di servizi, sono quelli collegati a persone che possono avere delle disabilità fisiche o psichiche, per cui ci sono i centri occupazionali o comunque le comunità alloggio, dove queste persone hanno un'assistenza, un accompagnamento educativo e poi di integrazione sociale. E abbiamo poi delle cooperative che si occupano di tutto ciò che è l'accompagnamento per persone che hanno delle problematiche alcol e droga correlate, per cui le comunità di recupero cosiddette famose. E poi abbiamo tutti i servizi legati a quelle persone che hanno delle problematiche di natura psichiatrica, per cui che in qualche modo afferiscono al grande mondo della salute mentale. Anche agli anziani? E infine abbiamo gli anziani, per cui abbiamo molte cooperative che si occupano di servizi per anziani, dall'assistenza domiciliare degli anziani, per cui le cure primarie a casa, alle comunità, ai centri residenziali per anziani, oppure anche a dei centri diurni per anziani. Ecco, quindi una realtà estremamente vasta. Diamo proprio qualche dato numerico sulla presenza delle cooperative sociali in Veneto. In Veneto l'albo regionale delle cooperative sociali aggrega a tutt'oggi sulle 900 cooperative sociali. Numeri importanti. Numeri importanti, sì. Federsolidarietà Cooperative ne aggrega al proprio interno 470. Ecco, dunque, metà delle cooperative sociali sono presenti in aderenti a Veneto. Cooperative Federsolidarietà e siamo presenti in tutte le province
di Padova, del Veneto, da Padova, Verona, Vicenza, Certo, Venezia. ecco, Federsolidarietà quindi è un po' l'organo di rappresentanza delle cooperative sociali. sì. In concreto cosa fa? Ma è quella parte, brutto usare il termine, è un po' la Confindustria delle cooperative sociali, insomma, ecco, dunque noi cerchiamo di dare sia i servizi alle cooperative sociali del territorio, dunque nella rappresentanza a livello regionale, cioè a livello nazionale, a livello regionale e a livello anche provinciale. Più vicini siamo alle cooperative sociali del territorio, Più dei servizi efficace diamo, è. dunque abbiamo sia i servizi di rappresentanza politico-sindacali, sia gestione anche di buste paga, di contrattualistica Quindi per insomma un po' aiutare le cooperative. un'assistenza a Sì, 360 gradi. 300. Ecco, Irecop invece che cos'è? Il Recoop Veneto è un ente di formazione di cooperative e che in qualche modo risponde al bisogno di formazione permanente di tutti coloro che lavorano all'interno delle cooperative sociali, un po' su due fronti. Da un lato abbiamo una formazione di natura tecnica per tutti gli operatori, perché prevalentemente le cooperative di tipo A devono rispondere a una normativa regionale, l'accreditamento, che dice quali sono le qualifiche, chi può lavorare in queste cooperative, ed è una normativa molto stringente, e soprattutto in qualche modo accompagna le cooperative a una formazione permanente, cioè tutti quelli che ci lavorano, dagli operatori sociosanitari agli educatori, devono ogni anno realizzare delle attività di formazione. Dall'altro abbiamo anche invece delle attività di formazione imprenditoriale. Le cooperative oggi più che mai devono di fatto riuscire a stare nel mercato, perché sicuramente l'aspetto di gestione di servizi per conto delle istituzioni pubbliche è una parte molto importante, ma in qualche modo sono imprese, devono cioè avere anche la capacità di Di restare a galla. esatto, e di avere dei buoni utili. organi, sì, organizzativi, eccetera. Una cosa che magari la gente non sa è che la cooperativa a fine anno deve o chiudere in pareggio o chiudere con un po' di utile. Quindi non con. Se chiude in perdita, i soci devono Devono rifondere ciò che è ripianare la stato. perdita tramite la sottoscrizione di capitale sociale o le riserve che Sono state accantonate. sono state accantonate. Che Quindi far parte di una ultimamente, tra cooperativa l'altro, sociale è anche un bell'impegno, nel senso uno comunque si prende un impegno anche nel fatto di perdite, voglio dire. sì, nel senso che non è solamente un lavoro, ma è anche Un dare qualcosa di più. di più. Sì. Ecco, io sono andata un po' a indagare sul sito internet di Federsolidarietà Veneto e tra i vostri obiettivi ho letto favorire lo sviluppo della conoscenza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale e alla formazione associativa. Ecco, detto così sembra. Commentiamo un po' questo obiettivo che in realtà è molto più concreto di quello che le parole potrebbero far pensare. Io gli faccio un esempio, secondo me è importante che la cooperazione sociale, che è nata all'interno dell'alveo delle grandi cooperative, perché la cooperazione è la più piccola di Federsolidarietà, nel senso è nata 20 anni fa, con la legge 381 del 91. Però noi possiamo avere la storia di quelle agricole, la storia di quelle delle banche, la storia del consumo, la storia della produzione del lavoro. La 381 ci dice una cosa molto interessante, che la cooperativa non nasce per gestire i servizi, l'articolo 1, nasce per la cooperazione sociale per costruire benessere nella comunità attraverso l'integrazione sociale e la promozione umana dei cittadini tramite il servizio di tipo A o tramite l'inserimento lavorativo per le persone nelle categorie svantaggiate di tipo B. Dunque, la cooperativa sociale, il suo obiettivo non è, anche se prima parlavamo, no, di mantenere il pareggio, di fare Certo, un po' di di utile, bilancio e ma quant'altro. è quello di costruire all'interno della comunità, del territorio, benessere per la comunità, tramite l'integrazione dei cittadini svantaggiati, tramite l'integrazione della cultura, e questo probabilmente oggi l'abbiamo un po' perso, perché
Dico perso perché probabilmente quando uno ha in mente una cooperativa dice o gestione dei servizi. No, il primo nostro compito non è quello di fare gestione dei servizi, ma fare cultura della solidarietà. Infatti sulla 381 e 91 abbiamo dovuto togliere la parola solidarietà, la cooperazione sociale. Invece Federsolidarietà, che è l'organo di rappresentanza di Confcooperative, l'ha voluta tenere perché il primo valore, Per ribadire proprio il questa primo valore è la importanza. solidarietà. Ecco quindi che la gestione del servizio diventa solo il mezzo attraverso il quale realizzare quelli che sono i vostri obiettivi. Sì. Questo insomma è in sintesi. E oltretutto tra poco c'è per voi un appuntamento molto importante perché il 5 dicembre c'è la vostra assemblea regionale. Sì, noi vogliamo festeggiare i 20 anni della legge 381, quella che ha istituito le cooperative sociali a livello nazionale. Anche se le cooperative sociali sono nate prima della legge, sono cooperative sociali nate 30 anni fa, 35 anni fa. La legge ha in quel periodo, nel 91, dopo è stata anche la legge 266 per il volontariato, dunque in quel periodo ha un po' regolamentato, diciamo. Però certe cooperative sono nate anche prima della legge. Ecco. L'idea è quella di, con uno slogan, perché l'abbiamo festeggiata anche a livello nazionale, Ioni a Treviso, di fare il punto della situazione con un titolo 20 anni della legge 381 finora. Ed ora? Punto di domanda. Quindi anche già iniziare a pensare cosa sarà nel futuro. Cosa sarà nel futuro? Perché so che oltretutto all'ordine del giorno ci sono delle questioni anche un po' spinose, vero? Partiamo forse da quella... Attuali. Ecco, attuali. Partiamo forse... Doppiamente attuali, ci sono sia delle cose di cui parli tu, ma c'è anche un po' il grande quesito di che cosa sarà il welfare, quali saranno i servizi. Proprio tenendo conto dei tagli che probabilmente ci saranno, quindi questo diciamo è un po' il primo punto. Stati, ecco, che ci sono già stati e speriamo non ci siano più. Ecco, quindi il primo punto all'ordine del giorno sono proprio questi tagli e quali conseguenze hanno portato e porteranno per il futuro. I tagli te li lascio volentieri o parlo eventualmente del web? Siete talmente basiti dai tagli. No. Allora, noi non vogliamo... rattristati che... No, in realtà pensiamo che i cittadini lo stiano percependo. Ogni famiglia che ha un bimbo da inserire in un asilo nido vede la difficoltà nelle liste di attesa, eccetera. Quando una famiglia ha al proprio interno ha già la percezione diretta. Una persona anziana, eccetera, vede come la difficoltà di accedere ai servizi sia molto... costituisca un problema. E soprattutto il compito fondamentale delle cooperative sociali in una logica di costruire il benessere di cui si diceva prima e l'utilità sociale è proprio in qualche modo di accompagnare le persone, i cittadini a costruire, a essere partecipi di un sistema di welfare che sia più vicino, che non sia semplicemente allora residuale. noi partiremo da questo nel secondo blocco di Chiacchiere e Caffè. Voi mi raccomando continuate a seguirci e non cambiate canale. A tra poco. Ben ritrovati a Chiacchiere e Caffè, come al solito so che ormai conoscete a memoria il nostro indirizzo mail, però io un ripassino ve lo faccio lo stesso, chiacchierecaffè@telechiara.it per tutte le vostre segnalazioni. Allora oggi stiamo conoscendo un pochino meglio la realtà delle cooperative sociali, lo stiamo facendo insieme a Federsolidarietà Veneto, stiamo parlando di questa importante assemblea regionale che ci sarà il 5 dicembre che affronterà un po' la questione dei tagli al welfare che qui vi aveva lasciati addirittura senza parole, perché questi tagli stanno portando sì ad una riduzione di servizi ma anche ad una riduzione della forza lavoro che è impegnata nel settore sociale. Sì, io non vorrei andare a toccare i tagli perché è un problema... È un tasto un po' dolente. Sì, ma è un problema secondo me che lo lasciamo ai politici. Io credo che una riflessione noi la vorremmo lanciare durante questa assemblea è quale welfare la Regione Veneto vuole portare avanti per i prossimi anni. In che senso quale welfare? Quale welfare? Nel senso è un welfare basato sul costo, sulla spesa o è un welfare pensato anche come risorsa? Perché se lo guardiamo come risorsa
non dovremmo avere dei tagli, ecco. Dobbiamo, secondo me, Semmai spendere, bisognerebbe investire. investire, dobbiamo anche spendere probabilmente meglio, in maniera anche più oculata, queste risorse. È ovvio che dal nazionale arrivano dei tagli alle risorse a regionale, però io dico anche, visto che è una competenza legislativa della Regione Veneto, la sanità e anche il sistema sociosanitario, secondo me ci viene invidiato a livello nazionale questo nostro sistema sociosanitario, cerchiamo di non smantellare per la sanità pura il nostro sistema sociosanitario. Siamo l'unica regione che ha la doppia la doppia S come ULS, unità locale sociosanitaria. Il sociale senza il sanitario senza il sociale non possono stare in piedi. C'è questa idea, no, che il sociale lo accantoniamo e teniamo solo il sanitario, no? Perché è una spesa, perché non abbiamo risorse, dobbiamo investire. E invece secondo me non è solo questo il problema, ma cerchiamo di chiedere, e questa è la riflessione che vorremmo fare in quella giornata, in quella mezza giornata, come lo vogliamo questo welfare. 20 anni fa non stavamo sicuramente meglio, peggio, sicuramente stavamo peggio, non c'erano tutti questi servizi che ci sono, abbiamo un'eccellenza veneta, cerchiamo di mantenerla e non smantellarla. Ecco, altro Anche perché punto. se poi dovessimo dire il tasso di occupazione delle cooperative sociali non è diminuito, È anzi aumentato. Ah è sì? aumentato. Sì. Sì, In sì. questo periodo di crisi è aumentato. Questo è un Ecco, dato veramente molto una cosa interessante che sul quale volevamo riflettere. dare anche un dato ai telespettatori è che in questo momento di crisi le cooperative di tipo B, con un progetto anche a livello regionale, grazie anche al settore formazione e lavoro, abbiamo inserito per 6 mesi, un anno, anche soggetti deboli, soggetti lasciati a casa al mercato del lavoro, persone dai 50 ai 55 anni, no. E un progetto che aveva fatto la Regione mettendo 2 milioni di euro sono stati spesi tutti. Ecco, dunque questo vuol dire che Che c'è stato un investimento. c'è stato un investimento, ma soprattutto c'è il lavoro, il tasso di occupazionalità a livello nazionale, ma soprattutto anche a livello locale, non è diminuito, Semmai è anche se è aumentato. diminuito il lavoro. Questo sì. Ecco. Dunque, Quindi un dato importante abbiamo sul quale riflettere. cerchiamo anche altri canali di investimento, di nuove potenzialità sul lavoro, sull'energia rinnovabile, ad esempio per le cooperative tipo B, sulla parte informatica tecnologica. Mi viene in mente anche per le cooperative tipo A tutta la parte dell'assistenza primaria territoriale, le aggregazioni funzionali territoriali con i medici di base. Si dovrà andare sul territorio con i medici in rete e chi più di una cooperativa Lo può sociale non fare. può mettere insieme i medici in rete e fare questa organizzazione. Certo. Ma mi verrebbe da fare un esempio ai cittadini su cosa sono questi servizi. Se ad oggi io ho bisogno di accedere al pronto soccorso con un codice bianco, ho un malessere, eccetera, in futuro non dovrò più ricorrere al sistema sanitario, ma mi potrò recare in un contesto territoriale per cui una cooperativa dove operano medici specialisti, specialisti, infermieri autorizzati ovviamente nelle funzioni e poter risolvere così il mio problema senza poi Senza dover dover... poi recarmi al pronto soccorso, Esatto. tutta la trafila che c'è dietro, l'attesa lunghissima. Quindi insomma anche una velocizzazione e un miglioramento di servizio. Anche perché per la sanità un codice bianco costa 230 euro. Ecco, Un codice bianco, un taglietto con tutte sono le già procedure, 230 con euro. le procedure che un pronto soccorso deve attivare Deve per un poi codice bianco. necessariamente espletare. Ecco, un altro dei punti chiave di questa assemblea regionale del 5 di dicembre sarà appunto quello che riguarda un po' l'assegnazione degli appalti alle cooperative sociali, che è stata un po' attaccata ultimamente. Ecco, intanto chiariamo, c'è una normativa molto rigida che riguarda l'assegnazione degli appalti, che poi fa un distinguo con regole giuridiche diverse a seconda che siano cooperative di tipo A o cooperative di tipo B. La spieghiamo così velocemente ai nostri amici da casa? Allora, la normativa riguarda la parte europea, cioè, e tra l'altro
la conclusione di questa normativa, che è iniziata nel 2006, è stata a maggio del 2011. Quindi una cosa molto recente. Allora, a livello nazionale sicuramente le direttive europee devono essere applicate. Dunque noi non abbiamo paura degli appalti. No? C'è questa idea, no, che le cooperative sociali hanno paura. No, se si devono fare, si possono fare gli appalti. Si devono fare gli appalti perché è la procedura. Però ci sono le procedure, soprattutto a livello regionale. Noi abbiamo la legge 23 del 2006 che dà un restyling alla vecchia legge del 94, del 1994 sulla cooperazione sociale. Questa legge tra l'altro è stata approvata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale e abbiamo una delibera di Favo, la 4189, sempre del 2007, alla parte di dicembre 2007, che dà la possibilità alle cooperative autorizzate e accreditate di continuare tramite le concessioni e tramite gli affidamenti diretti. A livello mediatico sicuramente è successo un problema, non solo non in Veneto, è successo un problema a livello nazionale, che l'Agenzia Vigilanza dei Contratti Pubblici ha rilevato delle interferenze, delle anomalie c'erano, nel senso che gli italiani siamo bravi, no? Facciamo una legge e dopo troviamo l'escamotage, no? Ecco, questa è una nostra. C'è un tetto minimo dove si può andare in affidamento diretto, che a livello europeo l'hanno calcolato in 193.000 euro. Okay? Se si supera questo tetto deve fare una gara. Una gara d'appalto. Okay, una gara d'appalto. Allora si cercava per le cooperative tipo B di spezzettare a lotti questo tetto, importo, diciamo. questo importo, siccome di anno in anno veniva rinnovato. Qui l'autorità di vigilanza è entrata e ha detto che non è possibile queste cose, ma siamo d'accordo che non è possibile queste cose qua. Però sull'altra parte, se quella che riguarda le cooperative A, allora. di tipo A, se una cooperativa di tipo A ha autorizzato tramite i piani di zona il proprio centro diurno, la propria comunità, magari prendendo soldi anche dalla regione, metà importo. Ha fatto l'autorizzazione legge 22, ha avuto l'accreditamento legge 22, perché deve essere messa in gara? Perché questo non succede ad esempio per le poliambulatori convenzionati della sanità? Perché loro hanno la terza A. Accreditamento, autorizzazione, accordo, dunque parte economica. Un altro requisito. Dunque costano tot, gli esami del sangue costano uguali per tutti e c'è l'importo. Quello che noi chiediamo alla Regione è che manca questa terza A. Dunque fate in fretta perché ci serve questa cosa qua. Ecco, questo attacco mediatico non so se è per darci un regalo per la 381 del 91, nel senso che abbiamo compiuto 20 anni, volevano darci questo regalo. Però secondo me secondo voi non era giustificato, mettiamola così. È giustificato, però come è stato pensato, insomma, noi sicuramente come dicono certi giornali o i media, non gestiamo 780 milioni annui all'anno, magari per voi, voglio dire. Se sono un importo complessivo di tot anni di convenzionamento o di affidamenti, sì, ma bisogna spalmarlo in quanti anni. Ecco, esattamente. L'attacco è stato, noi gestiamo come le cliniche hanno private. Preso, diciamo, magari questa cifra sarei ricco adesso. Hanno preso questa cifra nel loro complesso. Ecco, voi sapete che è tradizione di Chiacchiere Caffè fare la domanda cattivella ai miei ospiti. E a questo punto mi viene spontaneo chiedere, io la faccio a entrambi, poi chi vuole risponda, ma dicono che comunque la verità sta sempre un po' nel mezzo. Quindi, alla luce di questi attacchi, secondo voi avete sbagliato qualcosa? C'è qualcosa che vi recriminate, che dite, ma
poteva essere fatto diverso. Ma sicuramente la legge regionale 23 è una legge importante, forse un po' più avanti dei tempi, ecco, perché dal vicino a questo sicuramente le cooperative sociali devono capire che a livello europeo e a livello nazionale ci stanno chiedendo qualcosa Di in più. Dunque non possiamo sicuramente avere lo stile di 10 anni fa del convenzionamento, benissimo, andremo a attrezzarci Bisogna un po' adeguarsi. adeguarci. Non possiamo adeguarci solo noi, dovranno adeguarci anche le altre versanti del terzo settore, dico l'associazionismo. Ecco. Quindi è una cosa globale che riguarda un po' tutti quanti. Aggiungo che comunque questa azione ci dà anche l'opportunità di raccontare. Le cooperative sociali sono molto operose, lavorano molto nel territorio con i cittadini, qualche volta sono un po' deficitari nella comunicazione, no? Di raccontare quello che si fa. E allora io Ecco. vi invito ad una nuova puntata di Chiacchiere e Caffè, Grazie. così potremo conoscerne ancora di più. Quindi io ringrazio Fabrizio Panozzo, vicepresidente di Federsolidarietà Veneto, ringrazio Daniela Moro, consulente IRECOP Veneto, davvero grazie per essere stati quest'oggi con noi, l'invito è valido alla prossima, io come sempre vi do l'appuntamento nel salotto di Chiacchiere e Caffè, vi ricordo andate a vedere la nostra pagina Facebook, cliccate mi piace Chiacchiere e Caffè e come dico sempre per oggi le chiacchiere sono finite, è l'ora del caffè e vi do appuntamento alla prossima, arrivederci! We get it almost every night.